Partenza da Pordenone, passaggio tra le colline trevigiane e le vallate bellunesi ed arrivo ad Asiago. È la penultima tappa del Giro d'Italia 2017 che si svolgerà il 27 maggio. Giro del centenario che si deciderà proprio nella tappa veneta, in particolare al muro di Cadelpoggio a San Pietro di Feletto. 1300 metri di salita spezzagambe con pendenze dal 15 al 19%. Nel celebrare la 100ª edizione, quindi con poco spazio in ordine al numero delle tappe da poter donare al Veneto, sicuramente è stato restituito in contropartita una delle tappe più importanti, se non addirittura la più importante, perché chiaramente chi ha ancora qualche proposito o velleità di poter vincere il Giro in questa tappa poi deve tirar fuori tutto quello che gli rimane, per cui sicuramente una sola tappa ma una delle più importanti del Giro. Una festa per lo sport, un evento turistico sia per le colline del Prosecco che per l'altopiano dei 7 comuni, come ha sottolineato nella presentazione della tappa il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern e successivamente anche il patron del Giro Mauro Vegni. Intanto è un percorso bello, ci tengo a dirlo perché andremo a toccare tutte le colline del Prosecco, per cui anche paesaggisticamente è una tappa bella. Poi sicuramente andremo a toccare anche nel finale un po' quello che è anche la storia della Grande Guerra, che comunque continueremo in qualche modo a ricordare fino al 2018, toccando appunto il Grappa e poi anche il finale sull'altopiano di Asiago. Avremo nell'ultima parte 2 salite importanti, una consecutiva all'altra, quindi senza nessun tipo di respiro, che può dare la possibilità a chi vuole attaccare da lontano di far saltare il banco, quindi anche molto tecnica.